LUISS Business School e Confindustria Belluno Dolomiti hanno avviato un progetto rivolto al futuro dell'imprenditoria di montagna e non solo, 200 i partecipanti. Il nostro, dico nostro proprio per sottolineare la centralità, hub nella sede di Belluno è uno degli elementi cardini del nostro piano strategico. L'hub bellunese però non ha fatto a tempo a nascere che la pandemia ne ha condizionato il percorso. Per fortuna nemmeno poi tanto. È andata molto bene nonostante l'inizio e le complessità, proprio perché abbiamo avuto un grande ascolto da parte del territorio, il rapporto mediato da Confindustria Veneto delle Dolomiti. Speriamo di poter offrire un'esperienza sempre più immersiva a partire dalle prossime settimane, ma il modello ibrido, cioè la possibilità di essere in presenza o collegati, continuerà nel tempo. L'iniziativa comunque ha proseguito il suo iter e il settore su cui si è puntato è stata l'occhialeria. Assolutamente sì, proprio perché vogliamo valorizzare le specificità del territorio. Una delle iniziative nostre è proprio questo, anche valorizzare il territorio e dare l'immagine, la reputazione nazionale e internazionale di un territorio. La formazione, una business school come nostra a carattere europeo, può rappresentare questo tipo di volano per valorizzare il territorio. Un progetto di cui la LUISS è convinta e che guarda avanti. Concrete partecipi le altre realtà territoriali di Confindustria, quali Venezia, Trento e Udine, presenti ai loro massimi livelli nella videoconferenza in cui si è fatto il bilancio. Credo sia vitale perché ancora una volta dà una unicità del territorio del nord-est e permette alla business school di offrire una pluralità di iniziative perché valorizza i diversi territori e allo stesso modo avere questa dimensione pluriterritoriale arricchisce l'esperienza sia di chi si vuole formare sul territorio e di chi vuole venire sul territorio, come ad esempio nelle winter school, e fare diverse esperienze grazie a questi diversi territori, alle vocazioni dei diversi territori.